Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Teleeuropa Network, per questo replay datato 3 settembre 2018. Oggi parleremo a lungo, veramente a lungo, di quello che è successo allo stadio San Vito Marulla sabato pomeriggio, della partita che si doveva giocare tra il Cosenza ed il Verona. Non si è giocato, vedremo dei servizi, parleremo con gli ospiti in studio e naturalmente parleremo anche della bella vittoria dell'impresa del Crotone, che ha riscattato subito lo scivolone di Cittadella, battendo per ieri 4-1 il Foggia, la ex squadra di Stroppa. E allora io vado subito a presentarvi gli ospiti di questo pomeriggio. Grazie Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport per averci dato l'invito. Grazie a voi, buon pomeriggio. Eravamo insieme in tribuna stampa. Assolutamente, è stato abbiamo vissuto un pomeriggio di passione, dai. Un pomeriggio di passione, 6 ore abbandonati pure noi, forse o no, poi lo diremo. E grazie all'amico di Sport Italia Paolo Amedeo. Buon pomeriggio a te Franco, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Teleeuropa. Paolo, tu non sei riuscito ad arrivare al San Vito Marulla, no? No, dobbiamo rimarcare anche questo. No, ne parleremo ampiamente. E grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Salve. Aldo c'ha qualche notizia, qualche cosa ce la dirà, perché poi ha parlato col Presidente, ho saputo, si è interessato con tanti altri amici e vediamo quello che succederà nelle prossime ore, aspettando quello che dirà il giudice sportivo appunto in merito alla gara Cosenza-Verona. E allora io direi subito di andare a vedere un servizio veramente molto bello, significativo e pregnante della collega Anna Franchino. Enzo Leonetti in regia e Massimo Fino a guidare la camera. Se siamo pronti, Enzo, andiamo a vedere quello che ha detto Anna Franchino, così poi con l'immagine commenteremo in studio al ritorno. Grazie. Vediamo se siamo pronti. Nel frattempo Alessandro, vuoi introdurre tu in attesa dell'immagine qualcosina? Ma cosa vogliamo dire, Franco? Perché insomma c'è da dire che è stato un evento epocale, alla rovescia. Doveva essere una grande giornata di marketing per il Cosenza, storica per il club, per la città e per i tifosi, e invece si è rivelato purtroppo un grande flop. Un grande flop perché l'attesa era spasmodica, la partita era di cartello, la partita con l'Hellas Verona non capitava da tempo per il Cosenza. È successo quello che ormai è cronaca, il campo è stato valutato impraticabile, l'arbitro non ha fatto iniziare la gara, con l'aggravante, giusto per entrare in viva res, della prevendita partita mercoledì e oltre 10.000 supporter assiepati fuori su via degli stadi, che sono secondo me la nota più negativa e più positiva della giornata. Clamorosamente a rischio, ma clamorosamente per bene, una dimostrazione di stile, di correttezza e di maturità del pubblico di Cosenza, che merita tutt'altro rispetto a quello che ha subito sabato pomeriggio. E per fortificare quello che diceva Alessandro, 30 secondi perché è arrivato il alle servizio. 17:30 ancora venivano emessi biglietti, quindi questo fa capire quanta disorganizzazione c'è stata nella giornata di sabato a Cosenza. Diciamo complessiva, va. E allora, io direi di andare, ecco, se Enzo Leonetti è pronto, di andare ad ascoltare appunto e a vedere questo servizio curato dalla nostra Anna Franchino. Grazie. Diciamolo francamente, è stata una farsa, una presa in giro colossale degna della migliore tradizione teatrale partenopea. È inspiegabile il perché Cosenza e Verona non abbiano disputato la partita sabato scorso. Se è vero che il divieto di giocare è legato alle imperfette condizioni del manto erboso, allora perché è stato deciso di far scendere le due squadre in campo per il riscaldamento per oltre 30 minuti? Come mai la società del Verona, che ha diffidato la Lega paventando eventuali infortuni ai danni dei suoi tesserati, ha consentito agli stessi di partecipare alle operazioni atletiche pre-gara? Ora, se il terreno di gioco è inidoneo, lo è sempre, sia per il riscaldamento che per la partita. Ma c'è di più, perché la terna arbitrale, se è vero che aveva già assunto la decisione di non far giocare le due squadre, ha svolto regolarmente il riscaldamento.
Una farsa. Guardate questa scena, i calciatori del Verona sorpresi dalle telecamere mentre ispezionano le zolle con attenzione un po' sospetta. Mentre dentro lo stadio andava in scena questa pantomima, fuori dai cancelli migliaia di persone a soffrire sotto il sole cocente. Qui la domanda è d'obbligo: perché non sono state aperte le porte? Perché si è atteso 5 ore prima di comunicare che non ci sarebbe stata la partita? Un mistero, o forse no, perché evidentemente era già stato tutto deciso e i soli a non saperlo erano i tifosi, lasciati fuori dalla struttura, abbandonati come fossero l'ultima componente del sistema calcistico. È un comportamento squallido che offende un'intera comunità, al netto delle responsabilità che pure ci sono e che riguardano i tempi di consegna dei lavori, e forse una colpevole superficialità nel ritenere che tutto fosse in regola. La logica vorrebbe che prima di avventurarsi in messaggi tranquillizzanti andrebbe verificato bene tutto. Ma così purtroppo non è stato. Va detto inoltre che Cosenza e il Cosenza hanno pagato la maggiore presenza scenica del Verona, che evidentemente per carisma e peso specifico è riuscita ad esercitare una pressione tale da ottenere ciò che voleva: non giocare. Resta infine da chiarire se è vero ciò che afferma il presidente della squadra veneta di aver chiesto più volte di spostare in altra data la gara. Anche quest'ultimo passaggio è un mistero. Insomma, una brutta pagina scritta all'indomani della festa per la promozione. Aspettiamo di sapere chi si assumerà la responsabilità per quanto è accaduto, magari spiegando tutti i passaggi della vicenda che non si conoscono, come per esempio le continue riunioni svolte nel chiuso degli spogliatoi. E grazie ad Anna Franchino abbiamo adesso introdotto tantissimi temi, caro Paolo, il fatto delle persone che sono rimaste fuori. Sì, io mi ricollegherei, Franco. Stamattina, scusami che finisco, ho apprezzato molto un distico, un fondo del collega Franco Rosito di Gazzetta del Sud, che ha parlato anche di questo, la chiusura di Viale Magna Grecia, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, è stato tutto un complesso, perché poi abbiamo ricevuto 10.000 telefonate, donne e bambini che erano fuori, e volevano sapere. Nessuno praticamente ha detto nulla a noi che eravamo in tribuna stampa, perché eravamo gli unici giornalisti che eravamo entrati, e di conseguenza la gente era accalcata lì, voleva entrare. Non è stato, diciamo, nessuno è entrato, però alla fine poi non è successo nulla, meglio così. A te la parola, Paolo Medeo, Sport Italia, sì, vai. Io riparto dalla domanda di Anna Franchino, no? Se insomma, la scelta del Verona di proporre il rinvio al Cosenza fosse vera. Beh, io ho avuto molto tempo sabato pomeriggio, perché come dicevi tu, insomma anticipavi tu, io sono rimasto imbottigliato nel traffico, inspiegabilmente, poi dopo ne parleremo più dettagliatamente, però insomma ho sentito nell'immediatezza dei fatti più che il direttore, il segretario generale del Verona, l'amico Francesco Barresi, il quale mi ha riportato, e parliamo delle 19, quando il Verona era alla Lamezia che aspettava, insomma, di rientrare in Veneto. Nel pomeriggio per almeno 3 volte il Verona ha proposto al Cosenza di rinviare la gara, di proporre, insomma, di spostare la data che il Cosenza avrebbe scelto nella misura in cui il terreno di gioco fosse stato più idoneo, per non far perdere la partita al Cosenza e non subire il punto di penalizzazione. Più volte da parte del Cosenza, e quindi da parte del presidente, questa è la cronaca che ti riporto, insomma, quello che riporta il Verona, la volontà del presidente, che tra l'altro era assente allo stadio, è arrivato anche lui in ritardo per problemi legati al traffico, la volontà del presidente era quella di giocare il match, e quindi da qui poi insomma, traete voi le conclusioni, ma che il Verona, per stessa ammissione anche del presidente Setti, insomma, abbia proposto ripetutamente il rinvio, ovviamente per tutelare i propri tesserati in questo caso, no? Lo abbia fatto, questo è un dato di fatto.
Per quello che riguarda invece, e poi coinvolgo anche ovviamente sì, poi ospiti, sento Aldo Cenno, ma vediamo Aldo perché ha delle novità da darci. La gestione della giornata, ci sono tanti punti interrogativi. Tanti punti interrogativi perché poi sui social si sono scatenati un po' tutti, maggior parte contro l'amministrazione comunale che nonostante gli sforzi e l'impegno finanziario di 1 milione di euro non ce l'ha fatta. Il sindaco poi c'è stato un comunicato stampa nella serata di sabato, eravamo insieme con Alessandro, l'abbiamo letto, ha detto ce l'abbiamo messa tutta, però ha parlato anche di problemi di losche eccetera eccetera, poi insomma l'hanno letto tutti questo comunicato stampa del sindaco, poi il comunicato stampa anche del Cosenza Calcio, il presidente Guarascio ha chiesto scusa ai tifosi. Sentiamo Aldo le ultime novità di Aldo. Le ultime novità che sono, prima devo dire che c'è il primo mistero glorioso per quanto riguarda per la Chiesa Cattolica, c'è il secondo mistero inglorioso per quanto riguarda invece la tifoseria, noi sportivi. Quello che è stato riportato è soltanto una dichiarazione o dichiarazione di parte del Verona, quindi il Verona può dire sentiremo il presidente quello che poi vuole. Io non sono d'accordo, nel senso che non accetto che il Verona dica in un pourparlers con un giornalista. Paolo fa il cronista, ha riportato quello che Paolo riporta quello che gli ha detto. Giustamente no, fa il giornalista. Ci sono stati fatti e circostanze che hanno dimostrato il contrario, e hanno dimostrato il contrario alcune situazioni che sono verificate e sono sotto gli occhi di tutti. Prima non capiamo perché il pubblico non è stato fatto entrare in campo. Prima, regola, dobbiamo capire perché. Qualcuno già sapeva 24 ore, 48 ore prima che non ci giocasse la partita, un punto interrogativo. Di chi è la responsabilità? Di chiunque esso sia, è stato un errore clamoroso. A Lecce è stato fatto entrare il campo quasi 2 ore prima, quando si stavano facendo le righe e si stavano mettendo le porte, perché ci sono le riprese televisive. Seconda ipotesi, perché l'arbitro si è esposto e ha fatto entrare le squadre in campo, e quindi vi complimento con l'amica, un servizio perfetto, un servizio dicendo la verità. Perché l'arbitro ha fatto entrare le squadre in campo mezz'ora, si è allenato anche l'arbitro, e poi quando qualche giocatore abbiamo visto ha alzato, non so se l'ho fatto apposta, non lo so, non voglio essere, l'arbitro si è avvicinato e ha fatto rientrare le squadre negli spogliatoi. Tutto. Perché negli spogliatoi il Cosenza era assente e la società del Verona era presente già dal mattino? Perché questa è una storia veramente bella da raccontare, la racconteremo poi da domani in poi, quando uscirà il verdetto, quando ci sarà l'arbitro che farà il suo referto, vediamo. Aspettiamo l'arbitro. Benissimo. Aspettare l'arbitro significa che l'arbitro dovrà dire quello che in effetti ha scritto. Poi se l'arbitro ha scritto che deve essere annullata la partita, deve essere rigiocata la partita, certo. Però, mi riferisco, scusa, no, finisco perché pretende per dirti. Sì, perché abbiamo un Aldo, quindi non ci dilunghiamo dopo, abbiamo tanti servizi. Perché tutta questa manfrina è stata fatta e il Verona era massicciamente presente negli spogliatoi già dal mattino e il Cosenza non c'era. Allora, si fanno entrare gli ospiti 2 ore prima della partita, non la mattina prima della partita. Questi sono fatti che sono circostanziati e documentati. Che poi io c'ero dalla mattina dalle 10 insieme al collega che saluto, Antonio Claudio. Andremo a vedere quello che ha scritto l'arbitro. E sono perché praticamente quando c'è una riserva che il Verona aveva fatto nei giorni precedenti può accedere tranquillamente allo stadio per rendersi con i dirigenti. C'ero io. I dirigenti del Verona sono andati a constatare le condizioni del terreno di gioco. Aspettiamo a domani. Alessandro Russo. Cerchiamo di essere, secondo me, razionali, anche se la materia è incandescente, chiaramente è un'onta per Cosenza Sportiva non da poco quella che è andata in scena, e quindi moderare i termini e dare una cronaca oggettiva ci compete. Diciamo che la cronaca della giornata è stata questa. Intanto la mattina c'è stata, il campo era ancora in lavorazione. Mi domando e dico, e faccio una parentesi, quando si fa un grande spettacolo, Cosenza è pronta ai grandi eventi, ne ha fatti straordinari. Prima che la scena sia pronta non credo che si facciano entrare gli spettatori con i martelli che incidono i chiodi, no, questo è indicativo del fatto che si è arrivati troppo a ridosso dello show. È un attimo. La mattina c'è stato il primo sopralluogo con Giovanni Castelli, l'agronomo della Lega Calcio, che ha controllato la situazione. C'era una problematica oggettiva che è quella relativa ad una
insistenza delle piogge nella settimana precedente alla gara che ha differito la consegna del Manderboso e ha creato anche un problema di scolo in due zone nevralgiche del campo, quella centrale e quella all'estrema sinistra, lato curva sud, che non ha reso possibile il compattarsi di questa Bermuda Glass, questa nuova versione dell'erbetta che il Cosenza ha mutuato allo stesso modo del protocollo del Sassuolo, della Spal, del Napoli, del Lecce, quindi è un'erbetta di prima generazione. Questo primo sopralluogo ha dato esito come sì, come sa, 50 e 50. A quel punto alla presenza dei dirigenti del Verona, poi è arrivato anche il direttore sportivo del Cosenza Trinchera e alla fine si è andati a pranzo, si è tornati, la situazione si è lavorato sullo stadio, sul Manderboso, si è cercato di aspirare il terriccio che emergeva dal terreno di gioco, era una situazione non proprio precisa per giocare al football. Nel pomeriggio era programmato un sopralluogo. Per le 15:15. È slittato. Il primo sopralluogo è arrivato alle 17:15. Io fortunatamente mi trovavo dietro di me, guarda, lo testimonio io. Scusami Paolo. Allora, prima noi eravamo già all'interno del terreno di gioco. Prima c'è stato un sopralluogo da parte dell'arbitro con i due capitani, con Corsi e Caracciolo. È rientrato negli spogliatoi e la cronaca dice, il ventre del San Vito è un ventre abbastanza loquace perché lo ha frequentato per fortuna come me per molti anni, che l'arbitro ha riferito agli addetti delle due squadre che non dava né il no né il sì, che voleva fare una seconda verifica e voleva far riscaldare le due squadre, qui è la novità, di far riscaldare le due squadre per verificare come reagiva il terreno. C'è stato il nuovo sopralluogo, c'è stato il riscaldamento ad occhio nudo, anche con il collega Franco Segreto, dall'alto della tribuna numerata, abbiamo notato che a un certo punto l'agronomo della Lega Calcio, il signor Giovanni Castelli, insieme all'arbitro hanno camminato velocemente intorno a più zone del campo, seguiti anche dall'addetto della ditta che ha fatto il lavoro allo stadio. Sono scesi negli spogliatoi e hanno chiesto e hanno determinato la decisione. In precedenza, e qui è il dato saliente, prima del primo sopralluogo e prima del secondo sopralluogo era stato chiesto ai presenti Setti per il Verona. Il direttore sportivo Trinchera non poteva prendere decisioni per il Cosenza, quindi è stato coinvolto il Cosenza nella sua massima espressione. Questa è la corona che sappiamo, il Presidente Guaraci. Il Cosenza era convinto di poter giocare la partita. Tutto qua. Quindi, anche perché, detto proprio chiaramente, qui do una sensazione anche di cronaca, perché sono pure un essere vivente, sono anche un uomo, ho vissuto quell'emozione dal vivo, eravamo poche decine nello stadio. Cioè, a pelle sembrava che tutto quello che succedeva sul terreno di gioco, a parte lo sconquasso fuori che era bello lancinante con migliaia di persone all'esterno, sembrava che la partita da un momento all'altro dovesse iniziare. Sì. Quindi la sensazione era quella, invece il finale è stato miserrimo per tutti, terribile, molto negativo. Il Cosenza ha provato all'ultimo di trovare anche il rinvio. È vero che il Verona ha proposto in precedenza il rinvio, è vero, lo ha certificato anche il presidente del Verona, perché bisogna essere razionali, onesti, perché il vero problema qual è, amici che ci seguite da questa platea importante? Che la Serie B è parente della Serie A, qui non bisogna più scherzare sulle cose, o cercare di rischiare fino all'ultimo. Ti chiedo, convieni con me allora che a questo punto, al di là di come è andata, il Cosenza abbia bisogno però di cambiare rotta. Sì, ma questo è un aspetto. Ne parliamo dopo. Si voleva arrivare, mi consenti di completare la cronaca. Completa, perché io me l'hanno chiesto e devo mandare la dichiarazione del presidente del Verona Setti, perché ce l'hanno chiesto in tanti tifosi e sportivi di Cosenza. Perfetto, l'ultima cosa, stavo vivendo, è arrivata questa decisione terribile di annullare, di non consentire l'inizio della partita. A quel punto il Verona, che in settimana aveva fatto già una mossa preventiva, ovviamente tutelerà le proprie cose, entro oggi presenterà il preannuncio di ricorso, poi ci saranno 3 giorni, riceverà gli atti da parte del referto dell'arbitro, il Cosenza dopodiché potrà fare le sue controdeduzioni, ma la sensazione che è che il Cosenza rischia in maniera sacrosanta la partita persa a tavolino 0-3
da normativa. Ci sono delle attenuanti, magari per evitare forse il punto di penalità, ma non possiamo parlarne in maniera compiuta fino a quando non si leggerà il referto dell'arbitro. Un referto che dovrà raccontare quello che è successo e dovrà motivare. Certo è, Aldo e tutti gli amici presenti, c'è un problema fondamentale. Se l'erbetta è stata posata fino a poche ore prima dell'inizio della partita, mi domando come non si sia pensato di chiedere un rinvio. Benissimo. Grazie Alessandro. Allora, andiamo ad ascoltare... Dopo, tanto abbiamo tanto materiale. Andiamo ad ascoltare per favore quello che ha detto il presidente del Verona Setti, perché sono parole molto importanti. È partita da molto lontano, è partita da più di una settimana fa, comunque una settimana fa, che io gli ho detto a tutti gli enti preposti a questa partita di rinviare questa partita, di spostarla in un altro campo, di fare in un modo diverso. Noi siamo messi a disposizione a 360 gradi e la risposta è sempre stata: si gioca a Cosenza, si gioca a Cosenza e non state tranquilli, il campo è perfetto, si gioca a Cosenza. Giovedì arrivano delle foto che il campo è ancora praticamente in costruzione e io richiamo tutti gli enti, senza fare nome tutti, compreso Castelli, per essere chiari che è l'agronomo della Lega, e mi dice: ti preoccupare, rulleremo il 5.000 kg, 10.000, tutte le sue teorie, e dico va bene. Ci è costato una trasferta importante, mi dispiace per gli 88 tifosi che hanno fatto un viaggio della morte per venire qua e si trovano costretti a ritornare indietro con sacrificio sia economico che di tempo, e in questo senso ci rendiamo disponibili per cercare di rimediare a questa cosa, ma in ogni caso la cosa grave è la sconfitta, come al solito, di questo calcio approssimativo che, come tutte le cose, per volontà di qualcuno diventa uno scaricabarile. Questa è la cosa che mi dispiace di più, per cui io col presidente del Cosenza vi ho parlato, non ho nessun tipo di problema. Fino a questa mattina avevamo detto accettiamo il fatto di dover rinviare chiaramente questa partita, e ci è stato detto che si gioca e la conseguenza giustamente non dipende più da noi. A questo punto sia ben chiaro che la decisione è unica dell'arbitro, l'arbitro ha deciso che non si può giocare nel campo e quindi noi ne prendiamo atto e torniamo a casa. Noi prendiamo atto, torniamo a casa, così dice il presidente del Verona Setti. Mi pare che ha confermato quello che ha testé detto il collega di Gazzetta dello Sport Alessandro Russo. Paolo Amedeo, hai sentito? Quindi sì, no, ma, col presidente Guarascio c'è stato il pourparlers, dice rinviamo, ma poi... Sì, quello faceva riferimento perché probabilmente Guarascio... No, questo è il post, è subito dopo... lui ha detto nell'intervista... La mattina perché era... pomeriggio sono continuati... Esattamente, però questa è l'intervista post... Sarebbe interessante sentire Guarascio pure. No, che questa è una parte di verità, questa è una parte di verità, ragazzi. Qui nessuno ha la verità, qui siamo di fronte ad una parte, poi le piccole verità probabilmente faranno la verità. Questa è una parte di parte, questa è una partita di parte. Lui dice già qualcosa, già si smentisce su qualcosa il presidente del Verona, quando lui parla di quella che ha chiesto, via dicendo, lo spostamento al Cosenza, tutto quello che sarà sicuramente vero, e poi dice che verremo, siamo stati giovedì abbiamo fatto questo, cioè signori, qui ci sono delle cose che non quadrano, il pubblico che non è stato fatto entrare, l'arbitro che si è comportato in un certo modo, a Verona si diceva già una settimana fa che la partita a Cosenza non si faceva, tutto quando va rivisto. Aspettiamo il verdetto dell'arbitro che uscirà non so quando e vedremo quello che, se l'arbitro dovrebbe uscire domani. È una persona per bene, come si dice, che una persona avrà scritto, avrà probabilmente anche scritto che negli spogliatoi qualcuno lo pressava, e chi è questo qualcuno che lo pressava? Mi pare che sia stato il Verona. Io se posso, Franco, è una tua chiave di lettura. È una mia chiave di lettura, io non ho la verità, io sto dicendo comunque, quello che se vuoi sentire il presidente Guarascio ha rilasciato questa mattina su Rai Sport, Radio Rai, intorno alle 12:30, l'abbiamo ascoltato con l'addetto stampa Gianluca Paz, una dichiarazione che io posso praticamente poi, come dire, argomentare e posso riassumere. Ha detto che non se l'aspettava sicuramente perché aveva avuto delle rassicurazioni da parte della Lega, che aveva tantissima fiducia nei tecnici del comune, mai sarebbe aspettato una decisione come quella che ha preso il signor Piscopo di Imperia. Dice: resto fiducioso perché abbiamo le nostre carte da giocare, che naturalmente sono tante, quindi sono fiducioso.
Alla domanda poi della collega di Rai Radio 1 Radio Sport ci ha chiesto, dice, ma sa perché non ha chiesto di andare a giocare? Dice no, perché aveva avuto l'assicurazione dalla Lega stessa che il campo praticamente, che i lavori erano finiti, perché il Comune ha finito anche tutti gli altri lavori, eccetera. E come diceva giustamente Alessandro, ha influito anche il discorso meteorologico, perché ogni pomeriggio del mese di agosto pioveva a dirotto. Quando sono iniziati i lavori si è dovuto slittato e procrastinato. È slittato di 42 ore, di 48 ore la consegna dei lavori, che era per il terreno di gioco era prevista per il 29 agosto. Quindi il Presidente si dice fiducioso. Ecco, questo ha detto stamattina a Radio Rai Sport 1. Paolo Amedei e poi Aldo Sì, io credo, Franco, che per quello che diceva Alessandro, no? Io credo che questa società debba rendersi conto che è in Serie B. La Serie B, come diceva Alessandro, e qui è apriamo la sorella della massima serie, e ci vuole un'organizzazione tale che consenta di camminare a testa alta. Io credo che il tifoso, avendo anche un po' il polso della situazione, essendo stato tra la gente sabato pomeriggio, chieda questo, chieda forse anche un bagno di umiltà, chieda di mettere le persone giuste nei ruoli giusti, crescere dal punto di vista delle risorse umane, perché questo vuol dire anche saper gestire queste situazioni. Non abbiamo una controprova, ma probabilmente con gli uomini giusti al posto giusto si sarebbe trovato la soluzione idonea, che probabilmente era quella di spostare la sede della partita, perché non c'erano le condizioni oggettive per poterla giocare. Poi si poteva anche fare la forzatura, magari si riusciva, però tu hai rischiato troppo, tanto, cioè non puoi arrivare a 10 minuti dal match non sapendo se l'arbitro ti farà giocare oppure no, e questo è il punto. Benissimo. Ok, allora diamo spazio in linea alla rete per la pubblicità, ci vedremo tra qualche minuto. Restate con noi perché ci sono delle cose molto interessanti. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Vabbè, ritorniamo ancora in diretta da Teleeuropa Network Replay e insomma anche a telecamere spente, caro Alessandro, si stava parlando con il collega Gianluca Pasqua di quello che poteva magari succedere, che non è successo, per quanto riguarda poi le persone, le 10.000 tifosi che sono rimasti fuori dallo stadio, quello che è potuto succedere all'interno dello spogliatoio. Aldo ha parlato praticamente di pressione da parte del Verona, tutte da accertare, vedremo, e siamo tanto veramente curiosi un po' tutti di capire e di leggere quello che scriverà appunto il signor Piscopo di Imperia sul proprio referto. C'era Paolo e poi c'era Aldo Cene, ma al quale poi voglio chiedere qualcosina sul comunicato del sindaco Mario Chiuto, perché il presidente del Cosenza ha chiesto scuse, il sindaco ha parlato di ben altre cose. Vai Paolo. Se me lo consenti, Franco, io vorrei rivolgere un plauso alla tifoseria del Cosenza, una tifoseria matura, una tifoseria che riesce a mantenere la calma in un momento particolare. Perché mi riferisco a loro? Perché in questo momento io credo che il Cosenza abbia bisogno davvero della sua gente, abbia bisogno del suo pubblico. Giusto. Indipendentemente da quello che è successo bisogna resettare, non è facile, non è semplice, però c'è da mantenere una categoria importantissima, conquistata con sacrificio, conquistata dopo 15 anni. Vero. E io credo che il pubblico debba ripartire più forte, conscio dei propri mezzi, indipendentemente da quello che possono essere, insomma, i giudizi su società, su enti, sono diciamo aspetti secondari per il tifoso. Il tifoso deve capire che la squadra ha dimostrato ad Ascoli di combattere per questi colori e quindi ha bisogno di loro da subito, ha bisogno di loro in massa, indipendentemente, perché ho sentito un po', non ci torno più, sono secondo me aspetti che devono essere messi da parte. Il tifoso deve fare il tifoso e deve garantire alla squadra il proprio apporto fondamentale. Senti, prima di dare la parola ad Aldo, io vorrei far vedere quello che ci ha mandato ieri l'amministrazione comunale, perché c'è stato qualcuno che è andato appunto sopra il terreno ieri e insomma ha fatto una passeggiatina, forse lo stesso dottore Vizza, che salutiamo, che è l'assessore allo sport del comune di Cosenza. Se Enzo Leonetti è pronto, me lo mandi per favore questo video?
girato al San Vito ieri sull'erba? Ecco qua, sulle parti più critiche, caro Alessandro, ecco qua. L'ho già visto. Ah, l'hai già visto, benissimo. Se qualcuno lo vuole commentare. Ma è evidente che... Guarda. Oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport c'è stata un'inchiesta sullo stato dei terreni di gioco, quindi mi è toccato anche dare qualche indicazione. È palese. Questa è la parte più critica, Ma è palese, Franco, ce l'avevamo accorti già noi intorno alle 20, che il campo era un progress che sarebbero bastate 12, 18 ore, 24 ore che per il campo per diventare qualcosa di diverso da quello che era. Non dare un appiglio per una partita, ricordo sempre di Serie B, ad un passo dalla Serie A, di essere rinviata, che è stato un gesto molto difficile da digerire, le cui responsabilità saranno appurate, c'è un giudice sportivo che farà capire tutto quello che è successo. C'è da dire che però questa cosa si poteva clamorosamente evitare, perché cosa c'era? C'era l'opportunità nella settimana precedente, se mi permettete, di rinviarla o di spostarla in un'altra data, di chiedere il campo neutro, e Benevento era pronto. Io capisco che ci siano le penali in corso per quanto riguarda il campo neutro, ma il Cosenza avrebbe evitato intanto questo effetto rimbalzo molto pesante a livello nazionale, siamo usciti con le ossa rotte, anche a livello emotivo, perché si è passato da una bolla di energia pazzesca ad una bolla di rimbalzo, l'effetto rebound. Chiudo subito, do la palla di nuovo, stavolta giustamente ad Aldo, nel dire che chiaramente il Cosenza, il presidente Guarascio e il Cosenza Calcio avevano tutto l'interesse di giocare l'esordio in casa, come lo aveva anche la città di Cosenza, che ha fatto tanto per mettere a norma gli spalti, per fare i lavori degli spogliatoi. Però forse la tempistica, ci voleva un attimo di mente fredda. Il mente fredda a cosa dire? Se si poteva giocare la prima gara in campo neutro, si resettava, si giocava il 15 settembre con il Livorno in casa e sarebbe stato tutto meraviglioso. Invece adesso inizierà il balletto con delle cose, Franco, e chiudo. Il Cosenza deve prendere atto di aver fatto una cosa meravigliosa che nessuno dimenticherà mai. Bisognerà sempre dire grazie al presidente Guarascio, al Cosenza Calcio. Ma ora la Serie C e la Serie B non si somigliano affatto. Assolutamente. L'organizzazione non può essere questa. Ma Paolo Amedeo ne ha parlato prima, io concordo con lui. L'organizzazione societaria deve essere migliorata, questo diceva Paolo Amedeo. Ruoli, situazioni. Il Cosenza non ha un direttore generale. In un club il direttore sportivo si occupa dell'area tecnica, il direttore generale dovrebbe fare da collante e quindi stare attenti. Purtroppo queste cose vanno dette, ometterle non sarebbe un buon servizio né al Cosenza Calcio, né al lodevole impegno del presidente Guarascio, né alla città. Secondo, l'organizzazione indoor. Il Cosenza ha un'area scouting per andare a vedere le partite? Non mi risulta. Non mi risulta. È stato decretato il responsabile del settore giovanile? Oggi mi sembra che c'era una scadenza. Vedremo. E purtroppo ci sono delle cose, e poi servono delle persone che abbiano un minimo di esperienza, con tutto l'amore e il rispetto per tutti. Ad occhio nudo mi è sembrato di vedere un grande club, il Verona, è un club importante, giovane, e la partita andrà a finire in questa maniera qua. Poi il retrogusto, i pettegolezzi, perché, per come, la forzatura del Verona, la zolla, la zolletta. Il vero problema è che non si doveva arrivare alle ore 17 con il campo ancora in costruence, perché bisogna dirlo anche alle migliaia di spettatori ai quali pregherei, si dovrebbe trovare un jolly, un bonus per farli ritornare allo stadio, per, come si può dire, fargli un regalo per quello che è successo. Cosa non so come definirlo, non compete a noi, ma c'è da dire che non si doveva arrivare alla tracciatura a 10 minuti dall'inizio, le reti montate alle 17:30, il campo non pronto la mattina, non ci si doveva arrivare. Poi, chiaramente, come ha fatto emergere anche il Cosenza, evidentemente il presidente Guarascio aveva avuto rassicurazioni ancora intorno alle 17 che si poteva giocare. Il finale è stato purtroppo molto negativo. Brutta, una brutta pagina, una bruttissima pagina, come dicevo prima. La cosa più brutta è leggere, Aldo, la tristezza negli occhi dei tifosi che non parlo più. Mestamente tornavano indietro. Aldo, io ti volevo far vedere un attimo, perché siccome abbiamo ricevuto un sacco di telefonate, mail, no, ti do la parola e puoi parlare per 3-4 minuti.
Siccome ci hanno telefonato e abbiamo messo a fuoco anche le foto del campo sportivo di Via del Mare di Lecce, giusto 30 secondi, Enzo Leonetti, mi fai vedere ieri quello che è successo a Lecce? Ecco qua, signori, Paolo, Alessandro, questa è una prima immagine, a Cosenza non si gioca, a Lecce si gioca. Guardate il campo del Lecce, giusto 30 secondi. Guardate il campo del Lecce, signori miei. C'era pure Castelli lì, perché Castelli è il consulente agronomo della FIGC. Questo è Lecce. Mi vai indietro, per favore, caro Enzo, l'ultima fotografia che è molto significativa. Questo è Lecce, signori miei. Lecce Salernitana, terminata 2-2. Se su questo campo si è giocato, a Cosenza si poteva giocare tranquillamente, a mio avviso. Aldo Genio. Ma allora se queste scusate questa piccola digressione. Se queste immagini sono vere, non so, perché noi non doracchiamo nulla. Sono immagini che ci sono state fornite da colleghi. Allora io mi permetto di salutiamo anche Pippo Gatto, grazie Pippo. Sono d'accordo con Alessandro sulla disamina che ha fatto sulla società, perché qui ci sono cose veramente che vanno riviste, e mi meraviglio io che un manager come il presidente Corascio non abbia ancora capito bene il meccanismo che ci vuole il direttore generale, il direttore sportivo, ci vuole un'organizzazione diversa, ci vuole un'organizzazione aziendale, come fa lui è un manager, c'è un'azienda che funziona al 100%, il Cosenza non funziona al 100%, c'è qualcosa che manca, e Alessandro con la sua capacità anche giornalistica, ma soprattutto vera, ha detto le cose che io condivido in pieno. Ma quello che ci fa pensare bene, e fa bene il sindaco, perché è stato maltrattato. Aldo, forse mi dice dalla regia Enzo Leonetti, forse devi mettere meglio il microfono, perché forse... Ah, la centralina, togliela fuori la centralina perché altrimenti non si sente bene. Brava, adesso va bene, tienila in mano. Ci sono state anche responsabilità che vanno poi viste e riviste, probabilmente quando passerà la nottata anche il sindaco dovrà rivedere alcune cose all'interno del suo staff, perché onestamente lui che è attento a queste cose è uno che deve girare, era fuori, e quindi gli è stato garantito mercoledì e giovedì che tutto quanto poteva procedere, che tutto quanto poteva avvenire il sabato. Purtroppo qualcuno da questo punto di vista non ha dato il 100% come doveva. Ma quello che conta è questa disparità di trattamento. Allora io parlo di congiura. Se c'è questa disparità di trattamento, se il campo del Lecce è quello che abbiamo lo vogliamo far rivedere? E le immagini li possiamo... Lo vogliamo far rivedere, Enzo? Ecco, questo è il campo del Lecce di Via del Mare. E siccome questa trasmissione mi pare che la Lega la prende anche per esempio, saranno visionati quando ci sarà il giudizio, perché ci sarà un giudizio sul referto dell'arbitro, e vedremo quello che succede. Io penso, e lo dico con molta forza, che già da più tempo, da più giorni, il Verona pensava a quello che è avvenuto, perché mi meraviglia un fatto, che alcuni organi preposti al pubblico, e questo pubblico è stato maestoso, stupendo, non ha fatto quello che in altri casi potevano fare, ha subito il sole, il caldo, qualcuno ha pigliato anche l'insolazione, è stato in una perfetta cosa. Mi meraviglio che non ci sia consentito al pubblico di entrare in campo, sugli spalti, e assistere a quello che avveniva. Probabilmente quella presenza di 10-12 avrebbe indotto l'arbitro a prendere una decisione diversa, perché se è vero, come è vero, e chiudo, che l'arbitro ha scritto e ha detto che la decisione che ha preso l'ha presa anche su pressioni che gli venivano fatte, e quelle cose che dico poi saranno testimoniate, allora tutto quanto deve essere, la Lega non può fare due pesi e due misure, deve per forza di cose rinviare la partita, far ripetere la partita e dare al Cosenza la possibilità e al Verona di battersi sul campo e prendersi i 3 punti. Se vince il Verona, con il Verona, se vince il Cosenza, perché altrimenti sarà una battaglia sportiva legale che durerà tanto tempo, e ci rimetteranno gli organi federali, ci rimetterà tutti il calcio, perché il calcio non può essere offeso così, non può essere il Lecce trattato in un modo, non siamo da Serie B, noi siamo da Serie A. Grazie Aldo, visto che sei entrato in argomento, vorrei dare la notizia che praticamente il Cosenza Calcio si è rivolto all'avvocato Edoardo Chiacchio, che è uno dei maggiori luminari in termini dal punto di vista come avvocato sportivo, grande giurista
appunto sportivo. L'avvocato Chiacchio, io stamattina ho scambiato qualche battuta anche per il Corriere dello Sport, e lui ha ricordato che c'è un precedente di qualche anno fa che riguarda Paganese Latina, quando era una sfida per i playoff per andare in Serie B, e si aprì una grande voragine al centro del campo e naturalmente l'arbitro decretò la fine e il giudice sportivo in prima battuta assegnò il 3-0 a tavolino al Latina. E la Paganese appunto fece ricorso con l'avvocato Chiacchio alle spalle, allora prima al Consiglio di Garanzia eccetera eccetera, insomma, hanno fatto tutti i vari passaggi e la partita è stata ripetuta. Questo può essere un precedente, caro Sì, può Alessandro. essere un precedente, ma a questo proposito sarà dirimente, non per fare sempre il bastione contrario, sempre il referto dell'arbitro. Sì. Ancora prima di iniziare la difesa ufficiale del Cosenza, intanto bisogna vedere cosa scrive il referto. Piscopo. Quindi arrivano gli atti in automatico al Verona che ha fatto il preannuncio di reclamo. Dopodiché il Cosenza sarà investito in seconda battuta e a quel punto si potrà verificare se esistono le condizioni per una difesa vincente. Scusa Alessandro, nel frattempo mi chiamate Attilio Malena per cortesia, che sta aspettando la telefonata da Tele Monte Carlo Sport, grazie, vai. E dunque subito dopo ci sarà il contendere, il Cosenza rischia non grosso, grossissimo in questo senso, perché oggettivamente la situazione è quella che è, però dipende da quello che scrive Paolo Amedeo. Da quello che scrive l'arbitro. Paolo, giustamente da quello che scrive l'arbitro, tu che idea ti sei fatto? Poi alla fine Aldo parla di qualche complotto, c'è qualcosa sotto che comunque non è chiara. Abbiamo visto Pazzini con lo scappino togliere praticamente una zolla, abbiamo visto i filmati nel servizio di Anna Franchini, c'è qualcosa che effettivamente non quadra. L'allenamento che ha fatto l'arbitro, il riscaldamento delle due squadre, poi l'arbitro è andato giù, probabilmente si sarà reso conto, come la penso io, con i capelli bianchi, con un po' di esperienza che mi porto dietro, che probabilmente l'arbitro scriverà o dirà che in alcune zone del campo, come poi ha detto anche il Cosenza Calcio nel suo comunicato ufficiale, c'era qualche zolla del campo che non andava bene, quindi anche l'arbitro barcollava un po'. Questa è una mia idea. È semplice, Franco, nella misura in cui il Presidente Setti chiede il rinvio la mattina, lo chiedono ancora nel pomeriggio, evidentemente il Verona non vuole giocare. È chiaro, quindi c'è una squadra che vuole giocare, una squadra che non vuole giocare. Lo ha detto Aldo prima. A Lecce c'erano due squadre che volevano scendere in campo, la differenza molto semplicemente è lì. Ma guardi, io avevo letto una dichiarazione di Fabio Grosso, che stimo perché è ex campione del mondo del 2006 con l'Italia. Temeva questa partita, fortemente, dice, non vorrei che potrebbe succedere, dice, la stessa cosa che è successa a noi a Catania. Quindi ha sottolineato, ha sottolineato questa, aveva timore dell'ambiente, dell'ambiente cosentino. È stato il primo a scendere in campo a fare il sopralluogo. Sì. Posso raccontare un aneddoto? Prego, scusa, 30 secondi. Io personalmente, se io avessi potuto dire al Presidente, io l'avrei rinviata la partita. Sai perché? Perché proprio per queste paure, perché queste sono squadre, questo Verona è una squadra fortissima anche a livello di lega. Io se fossi stato Presidente avrei capito che c'era qualcosa che non funzionava, e avrei detto benissimo, la rinviamo, perché bisogna anche essere psicologi in questo caso. Ma ci vuole gente d'esperienza a fianco, di cui parlava prima Alessandro Russo. Presidente, rinviamola perché c'è qualcosa che non mi quadra. Benissimo. Qualcuno questo non l'ha detto al Presidente. Poi vi spiego quello che mi ha detto Chiacchio. Vi spiego quello che mi ha detto l'avvocato Chiacchio. Sentiamo al telefono Attilio Malena. Attilio. Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, un saluto a te Franco, Paolo, Aldo e a tutti gli amici che ci seguono da casa. Grazie, se mi date un po' di audio in studio così sentiamo meglio la voce di Attilio. Pronto? Sì, rieccoci, un saluto a tutti. Allora, in 30 secondi, un minuto massimo, che idea ti sei fatto di questa farsa, come l'ha definita la nostra Anna Franchino? Cosenza Verona. Io credo che si sia assistito realmente al teatro dell'assurdo. Vi seguivo negli ultimi minuti, condivido in pieno tutti i vostri passaggi, quello di Paolo, quello di Alessandro e così come anche quello di Aldo. Io credo che ci sia ed esista il rispetto, prima di tutto, assente, per la gente rimasta in coda per ore ed ore ad attendere una decisione arrivata, consentitemi di dire, troppo tardi. Un pomeriggio da incubo che si è consumato a Cosenza, in un San Vito che chiaramente nei piani del Cosenza doveva essere festoso e stracolmo e cercare di spingere gli uomini di braglia ad un'impresa sportiva ottenendo un risultato positivo contro l'Hellas Verona. Le rassicurazioni della mattinata, avete raccontato tutto benissimo voi, in questo caso però è doveroso
consentimi Franco, parlare del poi, di una soluzione che si poteva e si doveva trovare prima, nell'immediato purtroppo, per evitare una figuraccia a questo punto a livello nazionale. Le responsabilità oggettive di chi ha lavorato evidentemente per forza di cose ci sono, la pantomima delle riunioni sul riunioni credo sia stata lampante e credo si potesse evitare, però ripeto, quello che ha colpito è la gestione assurda e soprattutto l'improvvisazione che regna sovrana. Ne parlavamo anche in privato nella giornata di ieri, con un pizzico di programmazione, di organizzazione, lo diceva anche Paolo prima, si poteva evitare questa purtroppo brutta figuraccia a livello nazionale e giocare in campo neutro. Chiaramente parlare col seno del poi adesso è sempre più semplice, ma giocare in campo neutro probabilmente sarebbe stata la soluzione migliore per ripresentarsi, come diceva anche Alessandro, a giocare nella gara casalinga Stalvito contro il Livorno al 100% e non esporsi purtroppo, ripeto, a processi nazionali che si stanno a questo punto accanendo contro il Cosenza. Ma la riflessione sullo stato del manto erboso assolutamente non sufficiente del Lecce credo sia pertinente, però ripeto, quello che colpisce, quello che stupisce è il rispetto mancato per la gente rimasta ore e ore fuori ad attendere una decisione che purtroppo è arrivata troppo tardi. Ok, grazie, poi ci sentiremo anche per la prossima puntata, sperando di averti in studio qui con noi. Grazie Attilio. Un saluto a tutti, ciao ragazzi. Grazie. Allora Alessandro, Attilio è stato molto chiaro pure, insomma. Come al solito. E ormai credo che la situazione sia così chiara. Chiarissima ormai. Chiarissima. Penso di averla, penso che l'avete spiegata benissimo, l'abbiamo spiegata bene. Il problema fondamentale però è adesso arrivare ad una, come si può dire, a razionalizzare quello che è successo, Franco, perché il problema è, adesso sì, è successo il fatto. Il Cosenza rischia lo 0-3 a tavolino. L'ambiente che era pronto a festeggiare il rientro in cadetteria si trova sotto un treno, come si suol dire, diciamo, sull'orlo di una crisi di nervi. C'è da resettare in maniera molto veloce, anche perché il campionato lo consente, ma c'è anche da prendere molto sul serio la categoria che il Cosenza affronta, perché abbiamo detto che nessuno dimenticherà il merito per aver vinto il campionato, il perbenismo del Cosenza, l'efficienza del Cosenza Calcio e del presidente Guarascio, ma questa è stata una prova d'autore che non è un campanello d'allarme, è allarme rosso perché si è fatta una leggerezza clamorosa, ma facilissima da evitare. Ma c'è un problema: il Cosenza, per centrare la salvezza, amici che ci seguite, dovrà trovare nel recesso della propria anima un'impresa pari al miracolo della promozione in Serie C. Centrare la salvezza in Serie B, lo si è visto qual è l'ordine di grandezza della dialettica in corso. La dialettica vuol dire organizzazione vicina alla Serie A, avversari potenzialmente di Serie A, la squadra che deve fare punti, un campionato a 19 squadre e non a 22 che restringe il cerchio delle pretendenti alla promozione e quindi restringe anche le squadre che si salvano. Dunque, o il Cosenza ne prende atto e trova una logica organizzazione, o ci sarà da stentare. Alessandro, scusami, qui arrivano... La pausa è quanto mai propizia, Franco. Arrivano un sacco di mail anche sul Messenger e salutiamo Alessia, una delle tante, Alessia Zompano, che dice che era al punto 1 degli ingressi dello stadio, è stata 2 ore e mezza sotto il sole, potevano dirlo prima, eccetera, eccetera. Dice poi abbiamo visto il terreno di Lecce, avete fatto vedere le immagini, terreno, un campo di patate, evidentemente, cara Alessia, ti dico io, il Cosenza in questo momento, come ha sottolineato sia Alessandro insieme a Paolo Amedeo di Sport Italia e al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo, il Cosenza in questo momento è l'anatra zoppa, io lo definisco così, l'anatra zoppa. Alessandro, poi finire. Paolo. No, attenzione, il Cosenza sicuramente ha delle responsabilità, ma la Lega da questo punto di vista sicuramente la Lega ha toppato. Mi chiedono pure per i biglietti, mi pare che uscendo poi alle 9 di sera io e te hai fatto praticamente mentre stavamo parlando la questione dei biglietti, quindi avevi ma la situazione hai detto che avresti... ci sono i veri, come si può dire,
virtualmente i veri proprietari di questa anima sportiva rossoblu sono quei 8.500 paganti più 1.500 abbonati, esattamente 10.000 spettatori che con 35 gradi all'ombra erano pronti ad entrare al San Vito. Quelli sono la ricchezza, non va dispersa. Meriterebbero, non lo so, una royalty, un cadeau, non so cosa, meriterebbero una coppa, un riconoscimento, una medaglia, commovente. Devo dire la verità, dall'alto della tribuna con Franco era struggente sentire. Vedevamo chilometri di fila, Paolo, tu non sei arrivato, me lo dicevi prima. Guarda, credimi. Tu sei rimasto nel traffico imbottigliato, non sei riuscito ad arrivare. Da questo dobbiamo, vai Aldo, vai. Da questo fa bene a rimarcarlo, io lo rimarco pure, da questa vicenda o il Cosenza rimedia, perché puoi anche perdere la partita a tavolino o il punto di penalità. E poi ci sarà il discorso legale. Questo deve essere un campanello d'allarme per chi sta dirigendo bene il conto, perché bisogna dire il Presidente ci ha messo la faccia, porta di B, tutto. Adesso però c'è bisogno di programmare, di mettere gli uomini al posto giusto. Presidente, ci vuole gente competente vicino a te, tu ce n'hai, ce ne sono, ci sono persone vicino al Presidente, però c'è ancora qualche vuoto. Aldo, hai detto bene, competenti, che sappiano di calcio. Questo ruolo che va ricoperto è qualcuno che sappia anche quando deve intervenire negli spogliatoi, fuori dagli spogliatoi, prima della dopo della partita, durante la settimana. Bisogna trovare un uomo che abbia il calcio nel sangue e conosca anche i peli del calcio, perché altrimenti noi, caro Presidente, qualche altra figuraccia rischiamo di fare, e tu siccome sei un uomo vincente non ti puoi permettere più questi anche lussi. Perché una ricchezza l'abbiamo, Franco, se mi consenti. Prego, poi tu e Paolo, prima tu e poi Paolo. Una ricchezza l'abbiamo. Ho avuto il piacere e la fortuna di stare un mese e 20 giorni a Milano fianco a fianco con il direttore sportivo del Cosenza. Trinchera. Abbiamo un management tecnico e un'area intorno e un allenatore che vivono di calcio tutta la giornata. Io sono testimone dei sacrifici, della passione, della determinazione di Trinchera. Il 15 agosto sul pezzo perché mancavano quelle 4 pedine che poi me l'hai già detto. Cioè, qui noi abbiamo uno staff tecnico importante. Braglia, Trinchera. Va arricchito. Serve l'area scouting, più autonomia, Alessandro. E poi serve anche una direzione generale, perché la Serie B e il presidente Guarascio che ci ha portato in B deve capirlo, la Serie B non è la C. La B somiglia all'A, non somiglia alla C. Verissimo. È una 2, diciamolo francamente. Paolo, sentiamo Paolo. Alessandro, Franco, se me lo consenti, prego. Che, insomma, Alessandro conosce il ventre, la pancia anche un po' della tifoseria a Cosenza. Secondo te, Alessandro, come reagirà il popolo rossoblu da questa vicenda? Reagirà con forza, con vigore, con voglia di dimostrare all'Italia intera che Cosenza non è quella vista sabato pomeriggio, o subirà una depressione e magari se la prenderà su certi aspetti sulla società? Ma il problema è che non c'è un precedente. Che precedente possiamo dare ad una situazione così grottesca come quella che si è vista sabato? Cioè, tutta la città e la provincia è stata convocata fino alle ore 18 di fronte ai tornelli, e tu eri presente, con la possibilità di vedere i propri beniamini in B come un miraggio dopo 15 anni. È chiaro che questo patrimonio ha bisogno, secondo me, di una carezza, ha bisogno di una, lo ribadisco, di una svolta, di una royalty e di una svolta, ma anche di un benefit, perché c'è la possibilità di ripartire simbolicamente. Guarda, la sosta dà una mano al Cosenza. Il 15 di settembre allo stadio San Vito Manuel arriva una grande squadra. Il Livorno, il Cosenza può fare il suo esordio, ha dalla sua 10.000 spettatori, bisogna fare in modo che si replichi, però ovviamente dipende dal club, dipende da tutti. Il pubblico di Cosenza chiaramente in questo momento cosa possiamo dire? A naso, uscendo. Cioè, se tu giri gli angoli di Cosenza, respira, si sente una situazione quasi di imbarazzo, perché Cosenza non è questa. Cosenza, anche dal punto di vista organizzativo della città di Cosenza e degli enti preposti, ha dimostrato di fare degli eventi di livello internazionale in maniera perfetta. È stata commessa una leggerezza, ora cancelliamola questa leggerezza. Chiaramente tutti devono dare qualcosa, anche il pubblico. Vediamo se Enzo, possiamo vedere i risultati con la classifica o siamo sui titoli di coda?
Vabbè, allora del Crotone parleremo la prossima volta, anche perché se ne sono occupati... Avremmo voluto parlare insomma di Palmiero, che si riprende la regia, il centrocampo con Mungo spostato. Oppure del Crotone che praticamente ha riscattato la sconfitta di Cittadella, ha vinto 4-1 ieri. Il popolo lo suo un grande cuore, però adesso passata la rabbia ha ragione, bisogna riprendere a fare le giuste, in maniera razionale, fare le giuste dimostrazioni, come è stato fatto con grande disciplina e con grande civiltà, e poi ripartire, e se ci sono responsabilità che qualcuno paghi, Franco. Benissimo, e allora siamo giunti al termine anche per questo lunedì 3 settembre 2018. Abbiamo parlato naturalmente di questo fatto importantissimo, increscioso, di questa bruttissima e amara pagina di sport capitata a Cosenza, e ringrazio naturalmente i colleghi che ci hanno oggi fatto compagnia. Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, grazie Alessandro, sperando di averti qui in altre occasioni pure, e Paolo Amedeo di Sport Italia, grazie Paolo. Grazie a te Franco, buon pomeriggio. E naturalmente grazie al nostro amico di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Noi ci rivedremo lunedì prossimo 10 settembre, sempre alle ore 15, sempre sotto l'Europa Network. Arrivederci, alla prossima! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.